Quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera bisogna essere chiari. Premessa numero 1: vanno fatti degli accertamenti sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna durante un arresto al quartiere critico Pilastro. Certo che vanno fatti e probabilmente prima di sparare giudizio, convocare manifestazioni al grido di giustizia per Fakir, come ha fatto il sindaco Lepore, non un capoccia dei centri sociali, ammesso che in effetti ormai ci sia una distinzione tra le due figure, bisognerebbe valutare, attenderle, diciamo, questi riscontri. Premessa numero 2. Possiamo concordare sul fatto che per gli agenti che sono intervenuti valgono le garanzie minime di quel sistema, di quello Stato di diritto garantista che ci fa riconoscere le garanzie per i peggiori rapinatori, stupratori, delinquenti? Possiamo dire che valgono anche per gli agenti le stesse garanzie, se no veramente siamo di fronte al capovolgimento di ogni senso residuo. Ma queste sono due premesse di metodo. Se vogliamo capire la differenza nel merito, la posta in gioco nel merito, al di là del caso di cronaca, che andrà approfondito, ma che non solo vede le garanzie per gli agenti, ma prima della smentita si sta con le forze dell'ordine, se si tiene allo Stato di diritto e alla convivenza civile. Se poi emergono torti singoli, dei singoli dovranno risponderne. Ma qual è la posta in gioco culturale di fronte a questo fatto di cronaca? Emerge in modo plastico se accostiamo due testi. Il primo testo è di Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP. Il secondo testo è della poco onorevole Ilaria Salis, eurodeputata di AVS. Perché dico di accostarli? Perché proprio l'analisi comparata tra la realtà con tutte le sue difficoltà, le criticità quotidiane in strada, la consapevolezza del chiaroscuro e dei pochi tempi, dei tempi ridotti in cui spesso si muove chi preside quelle criticità in strada, e la bolla ideologica, la bolla di chi ha le proprie certezze dall'alto della propria ideologia, peraltro tendenzialmente sconfitta dalla storia. Ma non affrettiamo i tempi. Primo testo, appunto, il segretario generale del sindacato di polizia COISP. Nel pieno rispetto degli accertamenti della magistratura, è doveroso fornire un elemento di contesto finora rimasto in secondo piano. L'uomo deceduto a Bologna non era affatto sconosciuto alle forze dell'ordine, ma un soggetto con un curriculum criminale di primo piano. A suo carico risultano infatti numerosi precedenti, tra cui un arresto da minorenne per detenzione di stupefacenti, uno nel 2004 nell'ambito di una vasta operazione della DDA di Bologna per traffico di droga, una denuncia nel 2005 per lo stesso reato, un altro arresto nel 2019 per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, e un altro ancora nel 2022 per lesioni personali. Conclusione di Pianese. Questi elementi non intendono in alcun modo anticipare le conclusioni della magistratura, né attribuire responsabilità diverse da quelle che saranno accertate, ma restituiscono il quadro oggettivo della pericolosità e della potenziale aggressività della persona con cui i poliziotti si sono trovati a confrontarsi. Chi interviene su una strada deve prendere decisioni in pochissimi secondi, di fronte a soggetti con una comprovata inclinazione alla violenza e al rifiuto delle regole. Due elementi emergono chiaramente da questa nota: l'attentissimo e rigoroso rispetto istituzionale per le iniziative della magistratura, la volontà di non anticipare, di non voler contrastare nulla, ma allo stesso tempo la volontà ferma di dare un elemento di cronaca che nei giornaloni stava magicamente evaporando, e cioè che il soggetto aveva precedenti in serie, anche gravi, e aveva un'inclinazione alla violenza comprovata. Tutto questo è realtà. Se volete, l'ideologia nella sua forma più elementare, anche meno condita da diciamo arzigogoli pseudo-intellettuali, sapete a chi rivolgervi.
alla poco onorevole Ilaria Salis. Questo paese deve seriamente fare i conti con l'uso della forza da parte delle forze dell'ordine. Questo paese, l'Italia, dove se un agente tira fuori una pistola anche in situazioni di comprovato pericolo, nella migliore delle ipotesi attraversa un'odissea giudiziaria personale, dove si è discusso a lungo dell'utilità del taser, neanche della pistola. Questo paese, secondo la Salis, deve fare i conti con un uso della forza indiscriminato da parte delle forze dell'ordine. Stiamo scivolando verso un modello securitario sempre più pericoloso e simile a quello USA. Vabbè, questa è la supercazzola di rito. E poi arriviamo al lato propositivo di Ilaria Salis. De-escalation, dialogo, prevenzione, educazione, cura, approcci comunitari. Dovrebbero essere questi i pilastri di una politica della sicurezza efficace. Sembra diciamo un dibattito in un film mal riuscito di Nanni Moretti. È una prospettiva che il pensiero femminista sostiene da decenni, contrapponendo la logica della forza bruta a quella dell'ascolto, della relazione, della responsabilità, della trasformazione. Quindi, da un lato, ci dice Pianese, senza voler anticipare nessuna conclusione che spetta alla magistratura, vi ricordo che la persona era pericolosa e che chi interviene in strada deve prendere decisioni su persone pericolose che magari si stanno manifestando come tali in pochissimi secondi. Dose brutale di realtà rispetto alle tavole rotonde degli Intellò sempre puntualmente contro gli uomini in divisa. Questa è quello che facciamo quotidianamente, sono i rischi che affrontiamo quotidianamente, ci dice Pianese. La Salis ci dice che tutto questo va affrontato con l'onnipresente dialogo, con un approccio comunitario, che non so cosa diavolo voglia dire, forse vuole imbastire una comune insieme a persone che avevano i precedenti di cui sopra, e soprattutto grazie al pensiero femminista. Ora non riesco davvero a capire come il pensiero femminista possa dare un contributo per una politica della sicurezza fin nella versione folle che ne ha in mente Ilaria Salis. Questo supera le mie facoltà. Quello che so è: leggetevi Pianese, la voce della polizia, degli agenti che sono in strada ogni giorno, leggetevi Salis, la voce dell'ideologia dei salotti, e avrete esattamente chiaro la posta in gioco tra la realtà e il suo taroccamento ideologico. Grazie a tutti, a domattina.